Buonasera dalla redazione del TG10, apriamo come al solito il nostro telegiornale, l'edizione serale con la lettura del bollettino regionale che riguarda i nuovi contagi, i nuovi casi di positività in Calabria. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 4.646 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 393, più 42 rispetto a ieri. Quelle negative sono 4.253. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 12 in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare. A Cosenza 43 in reparto, 3 in rianimazione, 52 in isolamento domiciliare e 7 deceduti. A Reggio Calabria 25 in reparto, 6 in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare, 7 guariti e 5 deceduti. A Vibo Valentia 3 in reparto, 1 in rianimazione, 21 in isolamento domiciliare e un deceduto. A Crotone 17 in reparto, 1 in rianimazione, 54 in isolamento domiciliare e un deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.364, così distribuiti: a Cosenza 1.766, a Crotone 790, a Catanzaro 828, a Vibo Valentia 613, a Reggio Calabria 3.367. Le persone giunte in Calabria che sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.793. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. C'è una buona notizia che arriva da Catanzaro: 1 o 2 pazienti che da Bergamo sono stati trasferiti nel reparto di rianimazione. L'ospedale Pugliese Ciaccio è stato estubato, lo riferisce la dottoressa Anna Maria Scozzafava del reparto di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera. L'altro paziente aggiunto è sottoposto allo svezzamento weaning della ventilazione, ma ad oggi è ancora collegato al ventilatore. Confidiamo, dice la Scozzafava, in un miglioramento per poter fare a meno della ventilazione meccanica. Ai 2 pazienti provenienti dalla Lombardia, ha aggiunto, è stata somministrata la terapia che già seguivano a Bergamo, impostata secondo le linee guida nazionali e internazionali che noi abbiamo proseguito. Ma ci sono anche delle brutte notizie purtroppo che riguardano i decessi. Era un falegname, aveva 62 anni, il primo paziente affetto da Covid-19 morto nel Vibonese. L'uomo, originario di Fabrizia, era ricoverato da domenica sera all'ospedale Iazzolino nel reparto di terapia intensiva per una crisi respiratoria. I sanitari hanno effettuato il tampone che è risultato positivo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e ieri sera sono ulteriormente peggiorate. Poi nella notte il cuore del 62enne ha smesso di battere. Il decesso è avvenuto intorno alle 3:30. E si aggrava il bilancio delle vittime in Calabria. All'ospedale di Cosenza si registrano altri 2 decessi. Si tratta di una donna di 84 anni di Francavilla Marittima positiva al Covid-19 e di una 67enne di Corigliano Rossano ricoverata dal 5 marzo scorso nel reparto di malattie infettive. Poi l'11 marzo era stata trasferita in rianimazione per l'aggravarsi delle condizioni. Oggi purtroppo il decesso. La donna di Francavilla Marittima era ricoverata da giorni nel reparto di pneumologia dell'Annunziata. A confermare la notizia è stato anche il sindaco di Francavilla, che tramite social aveva invitato coloro i quali erano stati in contatto con l'82enne a mettersi in quarantena e segnalarlo in modo da poter seguire tutto l'iter di prevenzione. Sotto osservazione anche il genero della donna, un 65enne ricoverato nel reparto di pneumologia dell'Annunziata di Cosenza. È il coronavirus, l'emergenza coronavirus è stata al centro anche della prima seduta del Consiglio regionale calabrese della 11ª legislatura, al centro del dibattito appunto l'importante emergenza sanitaria che si sta affrontando. Quando ne usciremo, ha detto Iole Santelli, troveremo una Calabria cambiata, soprattutto in termini economici, ma sono ottimista perché ad ogni crisi segue sempre una rinascita, le risorse ci sono e questo momento di emergenza ci insegnerà a confrontarci e a discutere su quale sia il nuovo modello di Calabria che dobbiamo costruire. Domenico Tallini è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale, Tallini consigliere regionale di Forza Italia. L'elezione di Tallini è avvenuta al 3° scrutinio dopo che anche nella seconda votazione non era stato raggiunto il quorum richiesto dalla maggioranza dei 2/3. Un voto annullato era andato alla Presidente della Giunta Santelli. Nella votazione Tallini ha riportato 20 preferenze, 4 sono andate al consigliere Sinibaldo Esposito, 1 al consigliere Giuseppe Neri, 6 le schede bianche. Eletti i 2 vicepresidenti del Consiglio, si tratta dei consiglieri Luca Morrone e Nicola Irto, 2 voti sono andati a Giuseppe Neri, 4 le schede bianche. Alla carica di segretari questori sono risultati i consiglieri regionali Filippo Mancuso e Graziano Di Natale.
Un voto hanno riportato Tilde Minasi e Giuseppe Neri, 5 le schede bianche. E adesso vi proponiamo una toccante testimonianza da parte di una giovanissima che è stata riscontrata da positività, alla quale è stata riscontrata positività al Covid-19. È una testimonianza che ci fa capire quanto sia importante stare in casa, ma che dà anche fiducia per come questa ragazza sta affrontando questa vicenda. Salve, io sono una paziente in isolamento domiciliare risultata positiva al Covid-19. Dalla comparsa dei miei primi sintomi sono trascorsi ormai 11 giorni. La febbre sembra quasi scesa, il respiro si sia normalizzato. I dolori muscolari e alle spalle sembrano quasi andati via. Resta solo il fatto di non sentire più né odori né sapori, ma alla fine questi ritorneranno, ne sono certa. Purtroppo la situazione è quello che è. Questo virus ci ha stravolto e cambiato le vite, ma solo rispettando le regole. Tutto andrà bene e la normalità ritornerà. Presto, se noi rispettiamo le regole e stiamo calmi, il sole ritornerà a splendere su di noi. Voglio raccontarvi la mia storia proprio per questo. Mia madre è ricoverata all'ospedale da 11 giorni, mio zio da quasi 15. Io e mio padre stiamo lottando da casa, grazie anche all'aiuto dei dottori e del nostro medico curante che ci sorvegliano 24 ore su 24. Voglio solo dirvi di non perdere la pazienza, di avere pazienza, di rispettare le regole e di stare a casa, perché questo è quasi come un mostro invisibile, a me piace definirlo così, un mostro invisibile, e noi non possiamo combattere chi non vediamo. L'unica arma che abbiamo a disposizione è quella di restare a casa. Solo se stiamo a casa, solo se rispettiamo le regole, tutto questo finirà presto. Per questo stiamo a casa, io resto a casa, andrà tutto bene. Un mostro invisibile, lo definisce molto bene Katia, alla quale va il nostro augurio, il nostro in bocca al lupo a lei e alla sua famiglia. E adesso il botta e risposta a distanza fra il sindaco di Reggio Calabria Falco Matà e la presidente della regione Iole Santelli. Tutto è nato da quello che è accaduto nei giorni scorsi agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. La nostra posizione ha tenuto, questo era importante, adesso seguiremo l'imbarco come ieri e vi aggiornerò. Fin qui le parole del sindaco di Reggio, Giuseppe Falco Matà, sulla vicenda di Villa San Giovanni, che nelle ultime ore ha visto protagonisti i due sindaci di Reggio e Messina e tenuti sospesi i viaggiatori diretti in Sicilia. Ma oggi alle polemiche di Falco Matà risponde la governatrice Santelli, che si dice sollevata perché la vicenda si è risolta. Mi sorprende che il sindaco di Reggio Calabria, viste le numerose dichiarazioni, mi era parso fosse a conoscenza della situazione. Scopra che la Protezione Civile Nazionale ha offerto alloggio ai traghettanti. Nessuna autorizzazione, nessuna disponibilità è stata data alla Regione Calabria affinché queste persone trascorressero la notte a Reggio. Mi spiace l'inutile polemica del sindaco Falco Matà, avrebbe potuto evitarla se solo si fosse premurato di tenersi in contatto costante con il prefetto di Reggio, come del resto ho fatto io nei giorni scorsi. E adesso parliamo invece di farmaci. Naturalmente si cerca un vaccino e anche una cura idonea per il coronavirus, per il Covid-19, ma nel frattempo si utilizzano dei farmaci già scoperti, utilizzati, prodotti per altre patologie che potrebbero avere degli effetti importanti su questa patologia. È una ricerca che va avanti ogni giorno con l'intuito, anche seguendo protocolli non proprio, come dire, pensati con molto tempo a disposizione, perché si sta combattendo un mostro che si conosce poco. Però ci sono dei risultati che arrivano da alcuni farmaci. Fa il punto sulla situazione il professore dell'Unical Bagetta. Sentiamo. Si moltiplicano gli studi per la ricerca di un vaccino, di un farmaco capace di contrastare efficacemente il coronavirus, ma intanto si combatte con le armi già in possesso, cercando di capire qual è la terapia più valida, scegliendo farmaci già esistenti, utilizzati per altre patologie, sperimentandoli per valutarne l'impatto sui pazienti affetti da Covid-19. Il professor Giacinto Bagetta, del Dipartimento di Farmacia dell'Unical, commenta le ultime novità in questo senso. Il farmaco contro il virus è un farmaco che è già in sperimentazione di fase terza,
quindi una sperimentazione avanzata, e noi dobbiamo aspettare la fine del mese di aprile per sapere se questo farmaco ha avuto un impatto sulla patologia. Quindi questo riguarda i pazienti che sono stati arruolati nella sperimentazione, e quindi anche in Italia c'è questa sperimentazione. La Gilead l'ha aperta anche a dei siti italiani, però riguarda dei soggetti arruolati con dei criteri molto stringenti, quindi non riguarda tutti i soggetti. Poi ci sono interventi farmacologici non fatti sul virus, ma fatti sulla componente che il virus attiva, che è la componente infiammatoria. E quindi voi avete sentito parlare del tocilizumab, e il tocilizumab pure è entrato in una sperimentazione, e quindi bisognerebbe leggere la sperimentazione. Io l'ho chiesta, ancora non l'ho vista, quindi non so esattamente qual è l'arruolamento, cioè qual è la qualità e lo stadio della patologia, e quindi i parametri utilizzati per studiare questo arruolamento e quindi per studiare l'effetto del farmaco. Quindi, però, sicuramente vedete che ogni giorno qualcuno dice: noi abbiamo avuto dei dati positivi col tocilizumab, ma questo fa piacere per il singolo individuo, però non per la prospettiva generale, per il singolo individuo, perché noi dobbiamo sapere esattamente se quello che si dice, abbiamo visto un caso, 6 casi, 5 casi, eccetera, se quello è dovuto al farmaco oppure è stata l'evoluzione della malattia, e quindi il farmaco ha fatto, diciamo, qualche cosa, ma non è stato il farmaco a determinare l'effetto. A proposito di questo farmaco, il tocilizumab per l'artrite reumatoide, che è stato utilizzato prima in Cina, poi a Napoli e poi esteso con una sperimentazione approvata dall'AIFA in diversi centri, fra i quali gli ospedali calabresi, specifica da Catanzaro la dottoressa Scozzafava, che ha in cura 2 pazienti bergamaschi, che i 2 non sono stati curati col tocilizumab, a differenza di 3 altri pazienti, anche perché la regione risulta esserne sprovvista, ma non solo la Calabria, e per il tocilizumab è stata inoltrata già richiesta nominativa per tutti i pazienti di Covid. Cambiamo argomento perché in questi giorni, in queste ultime ore, anche il maltempo ha fatto la sua comparsa in Calabria, una coda dell'inverno ma nella primavera, con diversi danni. Cominciamo dal Catanzarese, con frane, smottamenti, pioggia incessante e mareggiate. Vediamo il punto nei prossimi servizi. Questo che vedete è un autobus dell'azienda municipale catanzarese inghiottito da una voragine che si è aperta sull'asfalto. La ruota del mezzo pubblico è sprofondata al centro della carreggiata. È accaduto a Catanzaro, in una zona centrale della città, all'innesto tra via Corrado Alvaro e via Alessandro Turco. Per fortuna nessuna conseguenza per l'autista del mezzo e per i 4 passeggeri che al momento si trovavano a bordo. Forse forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sul capoluogo calabrese hanno probabilmente provocato un cedimento dell'asfalto, e al passaggio dell'autobus la ruota è rimasta incastrata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a soccorrere le persone che erano sul mezzo, assicurandosi che non ci fossero danni. Il bus è stato poi messo in sicurezza, ma guardate, la strada sembra diventata un torrente. E non solo, ecco il recupero di un'auto finita in una scarpata a causa di una frana in via Alvaro. Mentre a Catanzaro Lido la pioggia, il vento forte e le mareggiate di queste ore provocano danni, ma anche preoccupazione fra la popolazione, costretta a rimanere in casa e a documentare ciò che succede da finestre e balconi. E adesso guardate cosa è successo a Celico. Un boato, poi la frana. Ecco le immagini che arrivano da Celico, centro della Presila Cosentina. Il maltempo delle ultime ore ha determinato un movimento franoso. È accaduto alle prime luci dell'alba. Paura per chi vive in questa palazzina. 5 persone in tutto, appartenenti a 2 distinti nuclei familiari. Sono stati loro, svegliati dal forte rumore, ad allertare le forze dell'ordine. Il fango e i detriti, oltre ad aver compromesso parte della struttura, hanno causato il cedimento di parte del parcheggio antistante.
istante. Guardate quest'auto, è stata trascinata dalla forza del fango ed è finita a valle. Il sindaco di Celico, Antonio Falcone, conferma che non ci sono persone rimaste ferite. Questa notte abbiamo avuto uno smottamento di terreno a valle di un'abitazione causato dalle forti piogge. Pare che ci sia pure una fogna per cui praticamente è scesa a valle praticamente tutto questo smottamento e ha chiuso anche la viabilità via Roma che collega le due comunità di Celico e Stezzano. La cosa importante in questo momento è che non ci sono danni a persone, grazie a Dio. Abbiamo già avuto verificato insieme ai vigili del fuoco stamattina e alla protezione civile successivamente. Abbiamo fatto le ordinanze di sgombero perché in questa palazzina abitavano 6 parenti che abbiamo già sistemato, per cui adesso siamo in attesa che il tempo possa migliorare per cercare di intervenire. Io vi chiedo sostegno, aiuto e naturalmente in questa situazione di emergenza il rispetto soprattutto delle regole. Chiedo naturalmente ai cittadini curiosi di evitare di andare a fare foto e a girare per andare a verificare quello che è successo. Altro comune, altro sindaco, altre difficoltà, ci spostiamo a San Giovanni in Fiore, anche qui il maltempo ha fatto davvero tanti danni, ieri e oggi allerta 3, il massimo dell'allerta da parte della protezione civile e in effetti poi il maltempo si è fatto sentire, sentiamo. Questa è la tenda triage posta nel piazzale dell'ospedale di Paola. Ecco cosa resta dopo le forti raffiche di vento delle scorse ore. A San Giovanni in Fiore invece il peso della nevicata ha fatto sprofondare la struttura. È un momento difficile per la mia città. Purtroppo non bastava l'emergenza del coronavirus. Ieri una nevicata di 25 cm ha fatto crollare la tenda del triage. Ha tappato tutte le grondaie del comune, ha fatto entrare molta acqua nella sala del Consiglio Comunale. Altri 3 supermercati hanno subito la stessa sorte, così come sono saltate alcune fogne in città e manca l'energia elettrica in alcuni quartieri. Però stiamo lavorando alla clemente, tutti quanti, dipendenti, dirigenti e operai, per risistemare le cose e già fino a questo momento abbiamo fatto più del nostro dovere. A chi invece vuole fare lo sciacallo li lasciamo da parte. Noi stiamo lavorando per questa città e la città sta con noi perché sta vedendo il lavoro che stiamo portando avanti, l'amministrazione comunale e tutta la maggioranza che mi sostiene. Ecco perché San Giovanni in Fiore ce la farà. Vedremo più tardi le previsioni per i prossimi giorni, sono per fortuna in miglioramento. Intanto sembra che l'emergenza Covid abbia, tiene in quarantena anche i criminali, visto che il dato nazionale ci parla dall'1 al 22 marzo, per fortuna, non cantiamo vittoria, hanno subito un crollo i reati del quasi 64%, ma non quelli informatici che si possono compiere anche stando a casa. Sentiamo. 117 avvisi di conclusione di indagine sono stati notificati in questi ultimi giorni agli indagati coinvolti nell'operazione Full Ones, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. L'inchiesta, a cui si diede visibilità con alcune misure cautelari nell'agosto scorso, aveva scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari delitti, tra i quali accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso, frode informatica e riciclaggio. In particolare venivano contestati l'utilizzo abusivo o limitazione di pagine delle home banking degli istituti di credito e le truffe online. L'ottimo lavoro svolto dai militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Reggio Calabria, aveva permesso di scoprire che ignari soggetti ricevevano sulla propria posta elettronica mail con l'invito ad inserire loro dati riservati per l'accesso ai propri conti correnti.
I destinatari dell'invito cadevano nel tranello per la capacità dei truffatori di far apparire come autentici loghi di istituti di credito autorevoli e seri. Ottenuto l'accesso, la gang disponeva così bonifici e pagamenti su conti correnti o carte prepagate allo scopo attivate da complici ai quali si riconosceva un premio di 100 euro. Il meccanismo truffaldino aveva consentito di guadagnare illecitamente, si intende, 170.000 euro. I carabinieri avvisano che anche in questo periodo di Covid-19 gli sciacalli sono sempre in azione e bisogna stare attenti con richieste molto particolari che dovessero arrivare sulle nostre mail. Quindi molta attenzione. Adesso, prima del meteo della sigla, vi lasciamo alla copertina con i bambini dell'Istituto di Via Negroni di Cosenza, un altro messaggio beneaugurante che parte dai bambini costretti a stare a casa, ma con la loro fantasia che vola già fuori dalle quattro mura. Arrivederci. Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene. Questo è l'inizio, non è la fine, un solo amore senza confine. A te il mondo, a me il sogno, a me la notte, a te il giorno. A noi il tempo non risparmierà mai, giornate che sembrano non passare mai, e i pensieri che ti fanno diverso. Il silenzio è per tutti lo stesso universo. Amo questa vita all'infinito, amo l'infinito in questa vita. E tu smetti di piangere bambina, non è finita finché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine ne usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento. È perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Se guardi il cielo non sei più solo, se questo è vero è ciò che sono, senza paura di fronte a Dio, dirai la verità solo dicendo addio. A noi il tempo non ci lascerà mai, ciò che è stato dimenticate. Una vasta area di bassa pressione insiste sul Mediterraneo centrale, apportando anche nelle prossime ore maltempo diffuso sulla nostra regione, seppur con un rialzo delle temperature. Domani nuvolosità diffusa con precipitazioni nella notte e al mattino sulle zone tirreniche con nevicate oltre gli 800 e 900 metri su Aspromonte e Serre Vibonesi, oltre i 900 mm su Catena Costiera, Pollino e Sila. Nelle ore centrali della giornata poi è attesa un'attenuazione dei fenomeni prima di un nuovo peggioramento del pomeriggio a partire da Reggino ed in estensione ai settori centro-meridionali della regione. Ancora neve su Aspromonte e Serre sopra i 1100-1200 metri. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio, venti deboli da sud-est. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.